direttamente dalla Grimaldi Line. Iniziamo così la iniziamo fa parte della direttamente dalla Grimaldi Line. Io saluto per l'ultima volta la mia Sicilia e iniziamo l'ultima parte di Ritorno in Sicilia. Benvenuti viandanti, siamo ormai giunti all'ultimo tour di questo viaggio in Sicilia durato ben 7 mesi. Ho tenuto in serbo per voi 2 location molto speciali, quelle che mi hanno colpito maggiormente. Inizierò raccontandovi la storia di Lorenzo Reina, figlio di pastore egli stesso nella sua fanciullezza, che scopre in questi luoghi silenti una forte energia mistica e grazie alle sue particolari abilità a dare forma prima al legno e poi alle pietre e aiutato dalle sue suggestioni oniriche dà via a un laboratorio di sculture simboliche. Una delle più famose è sicuramente l'opera Icaro Morente di Giuseppe Agnello, che anticipa la maschera della parola. Maschera, volto, personaggio. Dalla sua bocca ad ogni solstizio d'estate filtra la luce del sole al tramonto. Ai suoi piedi giace quasi conficcata nella terra nuda Genius Loci, entità naturale o soprannaturale legata a un luogo e oggetto di culto nella regione romana. Successivamente nasce il teatro. Immaginatevi spettatori in un teatro costruito interamente in pietra, sospeso a 1000 metri di altitudine, circondato dalla natura selvaggia e affacciato su un panorama mozzafiato. Ebbene, la fantasia potrà aiutare ad immedesimarvi nel ruolo di spettatore o visitatore del Teatro Andromeda, ma solo recandovi davvero in questo remoto angolo di Sicilia potrete sentire e vivere le emozioni provocate nell'animo umano, da questo luogo dove il tempo sembra sospeso. 108 sono i posti a sedere, creati con dei blocchi cubici di pietra chiara, disposti apparentemente in maniera disordinata, ma guardate dall'alto i sedili hanno la forma di stelle a 8 punte e ognuno di essi occupa il posto di una delle 108 stelle della costellazione di Andromeda. Tra i sedili ci sono degli spazi vuoti, anche il vuoto per Reina ha un significato in quanto i vuoti e i pieni insieme creano una riproduzione sul piano della costellazione di Andromeda. La scena è di forma ellittica ed è costituita da 365 tasselli, 365 quanti giorni dell'anno. È qui che il solstizio d'estate diventa magico. Alle 19:45 in punto, sul portale al centro di un disco appeso tra le colonne, l'ombra proiettata dal tondo, illuminata dal sole, riproduce un cerchio nero al centro del palco. Per entrare nel teatro bisogna aprire e attraversare una porta. C'è quindi alle nostre spalle un passaggio che, una volta aperto, ci fa lasciare un mondo e ci fa entrare dentro un altro. Allo stesso modo, quando viene chiusa la porta, separa il luogo illuminato dal sole, ovvero il teatro, da quello lasciato all'ombra, l'esterno. Questa è la ragione che porta i visitatori del Teatro Andromeda ad avere la sensazione di essere in un luogo fuori dal mondo, lontano dalla realtà, mistico e metafisico. Una volta giunti al cospetto del Teatro Andromeda, sarete arrivati in un luogo che sembra trascendere la vita terrena. Siamo di fronte ad un capolavoro della natura e allo stesso tempo ad un'opera d'arte figlia della creatività e dell'ingegno umano. Ragazzi, ditemi che ne pensate, perché qui c'è una pace assoluta, è bellissimo questo posto, davvero suggestivo, e ho fatto anche una foto proprio al centro del rotondo che secondo me rappresenta il sole nero, ovvero la controparte dell'energia del sole che abbiamo sopra di noi, e il sole nero è proprio lì al centro e secondo me è bellissimo, veramente tutto attorno si respira pace, tranquillità, e questo qui è molto simbolico e molto forte, suggestivo. È un posto davvero esoterico al massimo e mi viene anche da piangere.
Eccoci arrivati a Castelluzzo, un paesino vicino San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Ho già ribattezzato questo posto il luogo dei 1000 ulivi secolari, si trovano tutti attorno ed è possibile fare lunghe passeggiate di relax in questi sentieri, ma soprattutto guardate sta terra qui ragazzi, rossa, morbida, accogliente, che entra in contrasto poi con tutte le rocce che si trovano proprio attorno. Sembra essere veramente in una zona country, far west, è bellissima, non sembra nemmeno stare in Sicilia. Vabbè, comunque in ogni caso stasera ne approfitteremo anche per farci una bella grigliata di verdure, insomma abbiamo tutto il necessario, natura, cibo e soprattutto la compagnia giusta e mi sembra un mix perfetto. Vi siete mai sentiti fuori posto? Mi spiego meglio. Avete mai avvertito almeno una volta nella vostra vita la sensazione di vivere in un luogo che non vi appartenga davvero? Per quanto tutto attorno possa essere bello e confortevole, l'emozione che provate dentro è un senso di non appartenenza. Ci saranno momenti in cui questa percezione sarà lieve, quasi impercettibile. Le cause potrebbero dipendere dalle miriadi di vicissitudini che si presentano quotidianamente. Altre volte la percepirete ai massimi livelli, in quanto il vostro istinto, la vostra anima, il vostro io interiore cercano di comunicarvi qualcosa di inconsueto, come se l'universo volesse mandarvi un messaggio. Improvvisamente tutte le vostre emozioni entrano in conflitto ed in contrasto tra di loro. Il panico prende il sopravvento, poi il dilemma. Evito? Rinnego le voci interiori o le accolgo nella mia vita? Scatteranno meccanismi di autodifesa e prenderete le distanze dai pensieri generati dalla vostra mente, o nel caso peggiore vi adagerete e sceglierete di vivere nell'instabilità per molto tempo, creando una sorta di limbo sospesi tra la vita che potreste vivere e quella che state vivendo. Credo che questi concetti siano facilmente comprensibili a tutti, poiché dentro l'animo umano risiedono desideri comuni. Essere o non essere, e questo è il dilemma. Vedete, anche ai tempi di Shakespeare vigeva questo dubbio enigmatico. Allora, come possiamo fare per liberarci una volta per tutte da questo quesito amletico? Ops, ho detto liberarci? Forse è proprio questa la chiave per risolvere tale rompicapo ancestrale, liberarci dalla paura, dai condizionamenti mentali, dai costrutti sociali e iniziare a vivere davvero, senza questi complessi che hanno influenzato il nostro essere, il nostro vivere, in quanto certamente finora ci siamo soltanto illusi di vivere la vita. Sono arrivato alla consapevolezza di considerare la vita come un dono prezioso, vita che deve essere vissuta facendo più esperienze possibili, ma consapevoli, vivere consapevolmente, amare, sbagliare consapevolmente. Solo così costruiremo una civiltà migliore, una nuova era, fatta di persone coscienti.